Basta leggere alcuni passi della Costituzione per seminare il panico nelle assemblee elettive, visto come si sono ridotti. Io volevo farvi qualche esempio. La nostra Costituzione dice: la sovranità appartiene al popolo, dice tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di idee politiche, di condizioni personali e sociali. Dice la Repubblica è una indivisibile, quindi non c'è nessuna Padania, tanto per intendersi. E la Repubblica Italiana promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca, e qui entriamo nell'umorismo, cioè qui si entra proprio nelle comiche. Altra battuta strepitosa che è contenuta nella nostra Costituzione: lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani. La scuola privata è autorizzata ma senza oneri per lo Stato. L'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e di offesa agli altri popoli. La bandiera è il tricolore e tutti devono rispettarla, quindi non si usa per pulirsi il culo o cose di questo genere, come ha detto il nostro Ministro delle Riforme. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, quindi non si ritirano gli striscioni che dicono che il Presidente della Repubblica dorme, e non si pestano i manifestanti, e non si chiudono in questura il Piero Ricca o quel ragazzo siciliano che poi è tragicamente morto e che aveva osato contestare Sgarbi. Il lavoratore ha diritto a un salario proporzionato al suo lavoro. Tutti i cittadini devono pagare le tasse per concorrere alle spese pubbliche in proporzione al loro reddito, 250 miliardi di euro di evasione fiscale. Chi ricopre funzioni pubbliche ha il dovere di adempierle con disciplina e onore. Questo sembra che l'abbia scritto Grillo quando dice che non ci vogliono i condannati e gli imputati in Parlamento. Ma che disciplina e onore può avere un eletto se ha un processo in corso o peggio ancora una condanna, o magari ha accettato una prescrizione invece di rifiutarla e chiedere di essere assolto nel merito? La pubblica amministrazione deve ispirarsi al principio di imparzialità. Quindi alla pubblica amministrazione si può accedere soltanto per concorso. Guardate che sta scritto nella Costituzione: non possono esistere leggi o prassi difformi dalla Costituzione. Pensate avverare un concetto come questo: nella pubblica amministrazione si entra soltanto per concorso, presentando il curriculum e mettendo a disposizione le proprie risorse a confronto con quelle degli altri. È una cosa rivoluzionaria, eversiva, visto che cosa è diventata la pubblica amministrazione, altro che i tornelli di Brunetta. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, quindi non al governo, al ministro Alfano, eccetera eccetera. Si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni, hanno una sola carriera che non può essere separata. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, quindi il Parlamento non gli può dire che cosa deve fare e che cosa non deve fare. Questo vale per quello che dice Violante e per quello che dice il centrodestra. I processi devono avere una ragionevole durata, questa forse è la più bella battuta dell'intero documento costituzionale. La Corte Costituzionale serve a cancellare le leggi incostituzionali, quindi quando le cancella non è che uno si può alzare a dire: ma chi è la Corte Costituzionale per cancellare la legge incostituzionale? È la Corte Costituzionale, è lì apposta. La Costituzione non può essere modificata con leggi ordinarie, tipo lodo Alfano, ed è vietato riorganizzare in qualsiasi forma il disciolto partito fascista, ne abbiamo 6 o 7. Questo per dire le enormi risorse che può consentire uno studio, una comprensione e un uso, direi, ragionato della Costituzione in qualunque assemblea, in qualunque consiglio comunale. Tenete presente che i consigli comunali sono i primi luoghi dove è avvenuto il colpo di Stato, perché con l'elezione diretta dei sindaci e la cesarizzazione del potere nelle mani di elementi che poi sono diventati in pochi anni degli spostati. Se voi avete presente i sindaci e i governatori, leggete le interviste di questi
gerarchi, di questi cacicchi, no, che se ne vanno in giro sul loro piedistallo senza rendere conto a nessuno, senza ricevere i cittadini, sono impressionanti. L'effetto è purtroppo quello della personalizzazione della politica e della rinuncia ai valori costituzionali, che invece si ispirano a una parcellizzazione del potere, a un controllo continuo di contropoteri sui poteri, onde evitare che gli uni debordino dai loro argini e vadano a invadere i diritti individuali. Questo è quello che bisogna ricominciare a fare dal basso, a rivitalizzare tutti i canali che consentono a una democrazia di essere non soltanto cartacea ma anche effettiva, a cominciare proprio dalla collegialità, dal costringere i sindaci, le giunte eccetera a confrontarsi con le opposizioni e con i consigli comunali, perché spesso dai consigli comunali possono arrivare non solo suggerimenti ma anche degli altolà, e nelle assemblee elettive delle democrazie vere il primo oppositore dell'amministrazione, cioè del governo, è proprio il Parlamento. Ci sono paesi dove addirittura è previsto che il Parlamento abbia un colore diverso a quello del Presidente del Consiglio o del Capo del Governo. In Francia c'è la coabitazione fra un Presidente di destra e un governo di sinistra e viceversa. Negli Stati Uniti con le elezioni di mezzo termine capita spesso che il Congresso cada nelle mani dell'opposizione al Presidente, il quale ogni volta deve andare a mettersi d'accordo con l'opposizione perché gli faccia passare i suoi provvedimenti, e spesso anche quando si mette d'accordo, Bush aveva fatto un piano da 700 milioni di dollari o miliardi, non mi ricordo più, per cercare di salvare l'economia americana, si è messo d'accordo con gli speaker del Partito Repubblicano e del Partito Democratico e poi al momento del voto l'hanno messo sotto. Perché? Perché comunque il parlamentare, come dice la nostra Costituzione, vota senza vincolo di mandato, perché rappresentando la nazione, se ritiene che i provvedimenti del suo Presidente, del suo partito non rappresentino l'interesse nazionale, gli vota contro. Soltanto da noi il Parlamento è una specie di protesi al guinzaglio del Presidente del Consiglio. È da lì che bisogna partire per quella che voi chiamate la democrazia dal basso, perché se uno ricomincia a citare e a buttare addosso agli altri la Costituzione, probabilmente riuscirà dal basso, da sotto, a rivitalizzare la democrazia, naturalmente cercando di far funzionare tutti gli strumenti che la Costituzione mette nelle mani dei cittadini per fare democrazia reale e partecipata, non soltanto le leggi di iniziativa popolare, non soltanto i referendum, non soltanto la possibilità di fare referendum consultivi locali. Sapete che a Firenze ne hanno fatto uno sulla tranvia, l'hanno perso e se ne sono infischiati, e continuano a fare la tranvia facendola passare a 2 centimetri dal battistero, un capolavoro di democrazia dal basso. Invece bisogna fare questi referendum e poi pretendere che vengano rispettati a costo di bloccare i cantieri con azioni dimostrative, e soprattutto bisogna ascoltare i cittadini, evitando che le liste civiche poi riproducano gli stessi vizi di cui sono affetti i partiti, cioè diventare delle piccole roccaforti dove poi chi ti ha dato i voti, chi si è visto, cioè se una lista non serve a fare da collegamento e da trade union fra i cittadini e le istituzioni, è assolutamente inutile farla, perché sarebbe semplicemente l'ennesima replica della casta e della partitocrazia. Quindi chi sta in consiglio comunale deve studiare molto, intanto la Costituzione, e poi deve saper leggere le delibere, saper leggere le determine, distinguere le une dalle altre e andare a trovare nei dettagli, perché è nei dettagli che si annida il demonio, come diceva non so se Baudelaire o qualcun altro, nei dettagli trovare quelle notizie che possono essere ghiottissime magari per la stampa, se la stampa è ancora interessata a questo, oppure per la Corte dei Conti se ci sono sperperi di denaro pubblico, o magari per la magistratura ordinaria se ci sono invece sconfinamenti nel penale, e spessissimo ce ne sono. A questo anche deve servire una lista civica, andare a studiare con la lente di ingrandimento i codicilli scritti in corpo 1 per far scoppiare gli scandali e far risparmiare denaro pubblico allo Stato.